letto. Mi sono scetate 6 stamattina. Allora, Non lo so perché, non me lo chiedere. adesso io ho portato una cosa con me perché stamattina con te facciamo una mattinata nostalgica. Wow. Allora, questo è un pezzo, è un disco al quale io tengo moltissimo. Bellissimo, futuro Questo semplice. È una cosa che ho a casa mia personale. Che figata. Tra i miei dischi preferiti, e vi faccio vedere anche il retro della copertina. Questo è il famoso disco che insomma, dove c'è Girasole, ecco. Sì. Allora, stamattina torniamo indietro nel tempo, poi quando ti siedi al pianoforte. Ok, E se mi siedo. E perché? Può essere pure che da qui a là non arrivo dopo quarantena. No, Fiorellino. Sono troppo stanco, troppo. Tu non ne hai carì. Allora, bene, dopo Buongiorno una settimana, ma noti come volano le settimane? Perché Mamma ma mia. come? Uno per questo poi invecchia all'improvviso. Non ne ho proprio idea di come volino le settimane. Volevo Gli sapere anni volano. che rapporto hai col tempo? Cioè, Sì, ormai mi metto l'anima in pace. no, che vuoi fare? perché stamattina quando ho preso questo disco, Luigi non ti allontanare, grazie perché devo far vedere delle cose. E adesso non voglio dire che sei invecchiato, però eri più guaglione. Quando ho aperto la copertina. Fai, vada là, vada là. No, devo dire che eri un po' più grassotello. Cioè Hai voglia, ne avevo almeno 10 in più, Ecco, almeno. senti, che periodo era questo qua? Un periodo quando- magico, un periodo era già uscita Favole, quindi già ero abbastanza sicuro di me, insomma, nel senso. Girasole poi mi diede un po' il coronamento, però in questo disco poi c'era pure Te Dongo il Cuore, insomma, bel disco. Ed era un periodo spensierato, un periodo dove iniziavo a godere solo di quello che facevo, vedevo pochi lati negativi della vita in generale, diciamo, no? Anche se ero già un po' vecchio dentro in questo disco, cioè io già era antico, diciamo. Non lo so. Ma cos'è quindi- questa cosa? No, ma parliamone di questa cosa dell'antico. Cos'è l'antico? Io sono vintage proprio. Ma lo sei sempre A stato? me si va a un mercato a rumene a mattina mi trova. Mamma mia. Ma io veramente, a me piacciono i dischi vecchi, le cose. Mo Faccio fatica a rimodernizzarmi proprio io. Mo Cioè, fanno pure i statuette, i Gianni Fiorellini. non sia mai di. Il tempo Al guarda, mercato delle pulci. ti quando fanno venderanno. le statuette sei quasi morto, quindi Però voglio è dire- proprio capite, è un annuncio, un'annunciazione del cimitero, quindi spero di no. Quando tu trovi un disco di un artista al mercato delle pulci la domenica mattina, vuol dire che è fatta. L'hai trovato? L'ho trovato, sì. Quale? Il disco di Dove sta Favole. quello No, là è però, incredibile. allora, io ho portato questo stamattina perché il cuore è qua. No, questo perché è io sono bello, un patito di Girasole, ma insomma, e roba varia. Anche Nino D'Angelo impazziva tantissimo. per Ma non Girasole. solo noi, cioè Veramente. tutta la città impazziva. Però voglio dire, quando arrivi al mercato delle pulci è fatta. Oppure per esempio quando vai al mercato alla Maddalena e senti un disco, insomma una canzone, roba, è fatta. Diciamo che io penso che il richiamo di un grande successo sia il falso. Sì, Perché quando si prodigano a falsificarti è perché Vuol il tuo dire prodotto deve essere venduto, cioè vende. che stai funzionando. insomma. Purtroppo, dico purtroppo perché voglio dire, dovrebbe essere al contrario. Invece no, quando è come un po' per esempio un computer lo fanno i cinesi, Sì. lo copiano identiche e precise e lo vendono a 3/4 del prezzo. Sì, insomma. poi vai È a così. casa e ci mettono un secolo per Per accenderlo. avviarlo, insomma, però i insomma, CD funzionano sempre, No, pure i vabbè, falsi, sì. oggi dice la verità. Anche i falsi. Tanto è una copia a specchio, non è che devono fare Qual è chissà che. hai mai comprato un tuo disco falso? Sì, un paio di volte sì. Mi capita quando vado al barbiere, viene un ragazzo Sì. straniero che vende i dischi. Una volta c'aveva il mio disco, ho comprato. Sì, ce Mi l'hai a voleva casa? accattare tutto quanto però. Perché? È perché a così non li vendeva agli altri. Ma dai, Ce li toglievo dalla circolazione. Invece no, l'ho ringraziato. Ho detto, Sì. sai, però fa una cosa, se questi 2,50 euro ti servono per comprare il pane a te e ai tuoi figli, Sì. fai buono a vendere un disco. Senti, che Non ascolti? fare altro perché sennò non va bene. Che ascolti in auto tu? Guarda, ultimamente che sono un po' compresso, cioè, psicologicamente, o sto facendo troppa televisione e non ce la faccio più, perché veramente, cioè, sto dal 17 di gennaio tutti i giorni in televisione. Così è. Pure Barbara D'Urso, ammaggia, arriva che si esaurisce, non ce la fai più. Barbara D'Urso. Non si esaurisce mai, Ma- dici? Davanti, mamma mia rete, secondo me pure lei va Vabbè, avanti. però quando la vedi... Però quando è, vabbè sì, è la Ranieri, c'è sempre il sorriso e s'abbatte sulla. È un No, sole, però, sì. però qual è la domanda? Che cosa ascolti in Ah, auto? no, infatti tendo a non ascoltare musica in questo periodo. Sì, che fai? Ascolti i notiziari? Che fai lo sport? Spento. No, notiziari sempre, prima mattina Sky TG24. No, ma quello io per chiedevo forza. in auto perché l'auto è importante, l'ascolto in auto In è questi fondamentale. giorni non mi metto in sottofondo le cose, ma per esempio l'altra sera sono andato a fare una serata in un locale e stavamo io e mio padre che poi è un patito del rock anni 70, suonava la chitarra, si diverte, così cose. Abbiamo messo Virgin
Radio Virgin, e c'era tutta un programma dedicato al rock vero, quindi Led Zeppelin, Deep Purple, eccetera, eccetera. Madonna, tutta quella roba lì. Ma sei veramente siamo sciroppata tutto, bello però. No, bellissimo, sei vintage. No, Abbu, però il rock non avrebbe senso di esistere se non ci fosse quello. Il rock non ha tempo, però ci sono certe radio che per programmazione sono un po' per nostalgici. A me non piace DJ, per esempio, non mi piace, perché preferisco ascoltare. Mi piacerebbe in quella radio sentire uno speaker che parla in inglese. Sarebbe più consono col programma che fanno, cioè con la musica che passano, sì. Oltre Giovanotti e quando vende miliardi di dischi da Mazzotti non passano nessuno. In certe italiano. fasce orarie ci sono speaker che parlano in italiano ma tu non capisci una mazza di quello che dicono. Quello è quasi sempre. È come se parlassero in inglese. Cioè un inglese più difficile, ancora più incomprensibile. Tu poi, insomma, dopo tanti anni a Milano dovresti conoscere quella parlata, quel modo di dire e di non dire, quella roba per sembrare fighi, ma non... Ma anche gli slang non mi piacciono. Gli slang sono quelli, secondo me, sono quelli più antipatici. Sì? Il modo di perché quando noi diciamo dalle radio nostre napoletane diciamo "Aglio fra, come stai?" Loro si ritengono, cioè, che schifo. Ma non canne ritte. A Milano come quando si loro dicono figa, che bella giornata sia al Duomo, nessuno dice niente. A me è terribile una cosa del genere, è insentibile. È respingente. È così o no? Però ma non per essere napoletani a tutti i costi, però è un po' respingente. No, ma poi io cioè, nel senso, ho vissuto una vita lì, quindi dovrei anche apprezzare delle cose che non ho mai apprezzato. Quindi. Senti, ma tu in televisione prendi le telefonate, giusto? Voglia, senza il telefonato sono un uomo morto. Cioè io vivo del telefono e vedi che vivono pure le persone del mio telefono. E che fanno la gente? So che ti richiede le canzoni. A volte io faccio un programma strano, cioè un programma molto semplice. Con tanto di tastiera, insomma. Tenga tastiera, un mixer, un computer. Faccio finta di non sapere. Il DJ di me stesso. Sì, poi la gente chiede, io piglio il potopò e mando il ritornello. E potopò, ma canti, sì, canti tu. Canto se voglio fare qualcosa o se c'è l'esigenza che magari non ho caricato i pezzi, qualcosa. Mi diverto, molto libero, senza sai scaletta. perché so tutto io. Però sto facendo il paraculo perché voglio arrivare da una parte perché qualcuno mi diceva ieri sera Fiorellino lì che prende le telefonate, roba varia. Meno male che pigli. No, se no fosse un dramma. No, poi quando gli chiedono le canzoni un po' vecchie, lui insomma fa una faccia un po' come a dire mamma mia, guarda che ha già cantato. No, però allora io dico una cosa, io ho delle persone che mi ammirano proprio da quando io forse non cantavo nemmeno, mi chiedono a volte dei pezzi che mi devi credere, spero di non fare brutta figura adesso, perché un cantante che non si ricorda il canzone suo è un peggio, però io ho inciso, non mi ricordo se 11 o 12 dischi, per 10 fanno 120. 120 testi, di cui almeno 30-40 non ne canta mai, perché sono canzoni molto, molto vecchie. Certo. Tu vai per rinfrescare o segui il gusto della gente, della massa, no? Tu te ne dimentichi, c'è poco da fare, non devi dare di fare brutta figura. Non ne canta. No, perché non posso cantare una canzone una mia che si chiama Lourdes Macocci chissà amor, per esempio, che non mi ricorda una parte della strofa. Allora, facciamo una cosa. Sarebbe un dramma. Allora, io mi sono programmato le canzoni, quando me le chiedono vado su YouTube così e gliele mando così. Va bene, però mo stamattina c'hai il conduttore, che sono io che sto sudando come un pazzo e vorrei dire a Nicola Turco stutano poco sti luce, c'è un mega condizionatore là. Non funziona. L'Ocean alimenta quella. Costa 40.000 euro ma non funziona. Ecco. Senza gere ce l'hanno data. Scusaci, io me lo posso permettere. Sono studiate il lucero locale. Poi come facevi? Allora, io dopo entro su internet, vado in internet, in rete, e prendo una serie di titoli di tue vecchie canzoni e vediamo se tu te le ricordi o non te le ricordi. Le melodie sicuro me le ricordo. No, le parole, ricordo. Ma tu le parole puoi fare pure la la la, a me non me ne importa niente. Ma tu sei collegata a internet, può anche prendere il caro Petraroli il testo. Il caso mai mo scordi io te la leggo. Certo. Come ti porto il computer là che tu stai là? E me le suggerisci? Allora facciamo così. Fai il gobbo. Intanto ti piace questo Celestino? Sì, ma adoro il. Ma sta in onda così perché guarda. Un po' alieno, diciamo. Allora, alienico. che vuoi suonare dal disco nuovo? Partiamo, dai, scegli tu all'inizio. Oh! Sì, finisce un po' come Ma che musica maestro di Raffaella Carrà. Fossa Maronna. Però è quello. Che augurio. Allora, sì. Che vogliamo fare? Che la capo tu. Vuoi andare un attimo al pianoforte? No, fammi qualche altra stimolazione tua, alla te, diciamo. Che tra loro sulle stimolazioni devo dire che è meglio di un sexy shop quando tu fai le interviste. Molto bene, sì. Che io non voglio insistere perché... No, nel senso che
sai, con questa nelle mattinate c'ho la fissa per la musica, poi dicono che io istigo i cantanti, voglio fare i tarantella. Ma vai, a chi tiene a casa? Invece guarda. Ma è bella sta maglietta. Questo cappello verde potrebbe essere, a mio avviso, deve essere un cantante o un manager? Deve essere? Un cantante. Questo è Marco Maffei, inevitabile. Chi su verde? Caurus, sì, chi è? un po' Luciano Caldoro. Mi ricordo un periodo se l'ha messo un cappello del genere. Poi? In questo caso è uguale. Allora uno di questo qua potrebbe essere Alessio col cappello un po' hip hop, Raffaello accanto. E chi su qua, là da qua, potesse essere, vediamo, Sergio Donati. Sergio Donati. Sì, allora, c'ha la divisa, c'ha le cose. C'ho 4 pupazzetti sulla maglia, lui ha provato a dire hai sbagliato tutto. Perché? Chi sono? Allora dimmeli tu. Sono allora, più... questo meno... in fondo qui sul cuore. No, ma io non sono andato per sentimento però. Ma quale sentimento? Allora, questo sul... Ma quale sentimento? Ti facevo un po' più... Allora, quello sul cuore è Sergio Donati. Poi questa qui è Consuelo Cremato in versione uomo. Questo qui è vedi col proiettile qui proprio qui. D'Agostino, no. Toni Colombo. Questo è Toni Colombo. Questo è Checco D'Alessio. Per l'orologio, però è il più figo, guarda, il più... E questo in fondo è il Rosario Miraggio. Ma c'è una didascalia sotto ogni... Quindi Toni Colombo ce l'ho qua, ce l'ho al centro. E c'è una didascalia di ognesso? Per ognesso? Ma insomma, su Sergio, ma che fai? Stai facendo l'intervista tu? No, ma mi piace. Guarda, ci hanno scudato a Carmine Di Tommaso che è uno dei migliori amici miei. Sì, dopo lo facciamo entrare. Però a proposito di Sergio Donati, vuoi sapere qualcosa di, che ne so, di ognuno? No, se c'è una didascalia per ognuno. Allora, Sergio Donati non si può dire, dovrei dire la parola in napoletano, però non si può proprio dire, credo che in italiano si dica lenone. Lenone? Credo, non vorrei sbagliare, che è la traduzione di quello che tu sai molto bene, la parola italiana. Vuoi cercare un attimo sul mio cellulare? Vedo io. Vedi un attimo che vuol dire... La traduzione... Ecco, no, vedi in italiano che significa lenone, se sto pensando io una cosa sbagliata o... Non credo, perché ecco. tu non No, però può essere che sto prendendo... perché io lo chiamo in un modo, però poi... che vuol dire? Diciamo che potessi passare una casa ai figli, diciamo. E io sai proprio quello che... Non si mozzarella, ma si nato prodotto, diciamo. Sì. Ecco, allora poi... libera interpretazione, potesse essere pure... ci stanno pure casifici che tengono di salute. Però tu guarda, devi dire la verità, tu guarda in italiano come cambia tutto. Che meraviglia. Lenone è una roba di una raffinatezza, no? Sì. Sei lenone. È vero, è vero. Adesso tutti a cercare che vuol dire lenone. Non senti il sapore. Vabbè, andiamo avanti, continuiamo con la didascalia. Mi interessa. Sotto Consuelo Cremato, c'è scritto viva Dio. La mamma ne caccio. Viva Dio. C'è un pataterne sciso con paterno, voglio dire. Giusto? Al centro c'era Toni Colombo, sotto Toni Colombo in questo periodo non potrei scrivere Petesce Vochi tu levo Russetto. Ti sei fissato con questa frase? Mi sono fissato. No, ti piace? No. Cioè, no, però ci sono delle canzoni, tu lo sai meglio di me, vuoi non fare il conduttore, e cosa? E ci sono dei motivetti che sono talmente niente che diventano qualcosa. Il prossimo invece, il signor D'Alessio. Checco D'Alessio è un malefico, io scriverei sei un malefico. Sei un malefico, sei un male secco, sei in umalom, sei... E invece sotto Rosario scriverei Ninna Nanna. Perché Ninna Nanna? È una faccia da interpretare. No, sì. Che ti dice la mia faccia? Sotto Rosario Miraggio la didascalia è Ninna Nanna. Ma non è che è una canzone occulta alla quale stai facendo promozione, no? Che tra poco ti faccio cantare. Va bene, va bene. Finisce pochi te levo Russetto. Da voi. Ma guarda che... Ma qua c'è ogni percentuale. Lo so, però l'altra volta l'hai fatta talmente bene che... No, ma tu allora mi devi interrogare sulle canzoni che a me stimolano anche. Ecco, per esempio mi piacesse che tu mi chiedi cantami innamorarsi. Allora, no, ma... Un'estate al mare. Senti, Gianni... Voglia libertà. Sì, Gianni, lo so benissimo, ma però... vaffanculo che mi vatta a fa. Che grande frase. Guarda, quando era quel pezzo? Anno 90...
Gran coraggio, voglio la libertà, ma vaffanculo come vatta a fare. Vabbè, ci vuole coraggio. Talmente, Sergio Donati è stato sempre talmente all'avanguardia che adesso è di un'antichità che fa paura, quindi mi vergogno di parlarne. Che quando sei all'avanguardia prima del tempo, poi arrivi sul tempo e tu dici mamma mia. Sì, ho capito, era uno che ti scrive stasera il mondo vale una telefonata. Sì. Sai, sempre sì, non so trend, sono una ricina da annanzi, ma sempre annanzi sta. Ma tu devi combattere con a te ce vuoi che te levo Russet. Ma senti, e allora devi andare in un disco mio. Sì, prego. Che si chiamava Dolce Pulcino. Sì. Che tenevo 15 anni e quelle robe là le trovavi. Tu cantavi Dolce Pulcino? C'è una canzone che si chiama Dolce Pulcino? Di meno. E come fa, scusa? Sai chi l'ha scritta? Chi l'ha scritta? Franco Ricciardi. Dolce Pulcino? E Franco Ricciardi me ne ha scritto pure un'altra che si chiamava Maledetta. Maledetta, già siamo nella norma, insomma. Maledetta. Sì, no, ma voglio sentire Dolce Pulcino. Ma lo sai che cosa c'è? Che non posso stare senza di te. Sì. Sei il mio piccolo dolce pulcino, non lasciarmi, voglio starti vicino. Era un momento di Franco un po' più aggraziato, diciamo. Senti, qual è la canzone di Rosario Miraggio che ti piace di più? Va bene, non è là che cantò con D'Alessio, come si chiama? Male? Mi piace, l'ho sentita al matrimonio di Zizolfi, l'ha cantata e mi è piaciuta. E ti è piaciuta? Vabbè, la canzone di Alessio, però voglio dire, non quelle che adesso hai realizzato. Secondo me è che la Laga ha avuto successo, come si chiama? Ma si viene stasera, non so chi l'ha scritta, ma chi l'ha scritta è stato Rosario bravo. Armani, credo. Quindi è stato bravo. Senti, invece di Toni Colombo, qual è la canzone preferita di te? Cenerentola e de Napoli. Che poi sei tu. Ma sei tu quella canzone? No, l'hai scritta. Ah, gliel'hai scritta tu? Io e Casabù. Ah, gliel'hai scritta tu. Ma sei tu, nel senso che... vabbè. Come fa? Ma pure Casaburi quando scrive sempre lui, sono mani. Cenerentola e de Napoli, la nanina in coppo pomera, la nanina nina non mi ricordo le parole come al solito, il mio lavoro è la musica, spesso mi sì, c'hai una fissa, comunque le favole tu per te sono... Casaburi, o testa e Dandoni. Sì, vabbè, però tu le canti, quindi... sempre, tutta vita le fa, ma io sono un po' Peter Pan. Senti, a proposito di favole, adesso mi sta venendo in testa una cosa. Cappuccetto Russo, tra i cantanti napoletani, chi è? Una parola. Sono chi? Diciamo che sono chi? Il lupo chi è? Là, te la giochi facile. Cioè? Il lupo però cattivo, il lupo bravo, perché ci sono due lupi. No, il lupo, quello infame. Ma sai, io non ho mai avuto coltellate dirette, quindi non ti saprei dire chi è l'infame. Dirette non l'ho mai avuto, poi se sono in diretta voglio credere. Dovendo fare una fiaba, il lupo... Ma metterei più che altro un'immagine, un omone, ma non per... Biancaneve chi è? Biancaneve sarebbe Arianna Bergamaschi. Sì. Cioè quella che ha fatto con me Masaniello. Sì. Che era proprio Biancaneve. E ha cantato anche per la Disney. Può essere anche Ida Rendano, Emiliana Cantone, Biancaneve. Nancy. No, guarda, Nancy tutto tranne che Biancaneve. Perché non lo può cattivo? No, nel senso che guardando Nancy non ti viene in capo Biancaneve. Perché? Una Biancaneve ma non esageriamo. Dei Ghetti, scusa. Ma quale Ghetti? Ma non dico per questo, ma perché Biancaneve con vestita tutto celeste, tutta fatata, e tu pensi che c'ha solo la coda stretta così, invece si è una maglione che si affata anche ogni tanto, che ne sai? Mai dire mai. Tu dici che Barbara D'Urso davanti alla televisione è sempre sorridente, la dovremmo vedere dire. È un gioco, voglio dire, no? Tu pensi Biancaneve. Ma io sono sempre sulla difensiva di tutti. Io difendo sempre. Io non parlo mai male di nessuno, non mi azzardo mai a parlare male di nessuno, perché ognuno ha delle cose da dire. Allora, Nancy mi sta simpatica e lo sanno tutti. Pure a me, gli ho dato pure una canzone meravigliosa. Allora, Ti amo si chiama, bellissima. Scusami, è fortissima nella comunicazione, però io ce la vedo più come strega con la mela in mano che uccidere a Biancaneve che è Emiliana Cantone, cioè se io devo fare una fiaba... Ma guarda che pure Emiliana è streghetta se vuole, quindi, perché l'immagine magari non è tanto streghetta. Capito? Come la Disney, roba varia, no? Ci avrai in testa una donna. Per esempio feci Sanremo con le Lollipop. Ma te le ricordi? Tu te ricordi, sai a memoria. Le Lollipop che avevano una grande un'immagine carina. Senti, ma nelle Lollipop c'era Emma. C'era Emma nelle Lollipop. No, non c'era Emma nelle Lollipop. No, c'era... Allora, Roberto, c'era pure una ragazza di Caserta, sì. Come si chiamava? Valentino Veronica forse. In quale gruppo c'era Emma Marrone? Non lo so. Okay. Emma l'ho conosciuta da amici in poi. Bene, okay. No, quella era Maria Pia e Super Zoo.
Ah, ok. Che sempre Sanremo mio stava lei, Maria Pia, un'altra tipo Emma di Amici, Sì. e poi formò questo gruppo, i Super Zoo, andarono a Sanremo. Ho Forse ti capito. sei confuso con lei. Le Lollipop. E Lollipop che sembravano Senti, adesso che carine. fanno? Non lo so. Ah, non lo so. Probabilmente ognuno è tornato a fare il proprio lavoro. Certo. Qual era? Non lo so, per esempio quella la ragazza di Casetto faceva la parrucchiera, Ah, vabbè. le altre non lo so, però immagino. Ecco, a proposito del tornare a fare un lavoro e quindi di lavorare... Vero e proprio, diciamo, di crearsi proprio un lavoro. Che lavoro faresti fare a Tony Colombo? Ma tu ce l'hai con Tony Colombo? No. E perché tu? Io... Allora, lo tieni a con buco. No. Cioè, Quando- Tony Colombo è un bravo No, ragazzo. Tony Tra Colombo. le altre cose devi sapere che è palermitano e lo sapete. Sì. E io già sono di parte, Sì. perché io amo Palermo, sono una parte di Palermo, Sì. quindi già perché lo proteggo. Sì. No, ma non ce l'ho con Tony Colombo, non ce l'ho con Tony Colombo, no. E per quanto mi riguarda è pure bravo. Nessuno lo mette in dubbio. No, a parte gli scherzi. Poi che uno si gestisca in un modo rispetto a un altro, questo poi è sempre a libera interpretazione, cioè, capito? Perché cioè, secondo me io mi gestirei sempre come mi gestisco. Secondo Carmine si gestisce come Carmine, per dire una parola, ognuno fa quel che Dipende. vuoi, chi semina raccoglie. Ciò che semini quello Ma raccoglie. che sono queste fiamme che vedo in sovraimpressione? Ma che sono? Fuoco. Ah, da Cossini stava Ma che sono? No, comunque non ce l'ho con Tony Colombo, mi sta anche simpatico, mi fa una grandissima tenerezza. Ecco, questo è un punto a favore. Mi fa grande che ti fa tenerezza. tenerezza, perché Sì. ti suscita un sentimento. La tenerezza è un grande sentimento. La tenerezza è un grande sentimento, poi insomma come dire Napoli ha bisogno che, sai, quei pochi cantanti che ci sono dovrebbero imparare secondo me a dare alla gente quello che la gente vuole, cioè a restituirlo questo talento che è un grande dono di Dio. Quando certi cantanti di talento si perdono, fanno chiaramente una cosa grave per se stessi, ma fanno un danno anche al pubblico napoletano che vuole sentir cantare in napoletano, vuole la musica napoletana e vuole gli artisti napoletani. A dirla tutta, Sì, il danno secondo me lo procura il cantante, Sì. indubbiamente, ma resta al cantante, perché Napoli ci mette 5 giorni a cancellare nei diari i nomi e i cognomi dei Sì, cantanti. lo so che ci mette 5 giorni. Ci mette proprio un però, attimo. sai, Napoli è proprio la città più feroce che esiste. Lo su so, questo. e fanno bene ad essere feroci perché voglio dire la monnezza è talmente tanta che uno deve togliere un sacchetto e metterne un altro, però una cosa è se sparisce Cicibù. Voglio dire, ci ha provato. Una cosa è se un cantante di talento perde la via. Allora in quel Ma caso. se ha scritto delle grandi canzoni resta comunque nella storia. Ecco, resta comunque nella storia. Bisogna vedere le canzoni. Poi voglio dire, tutti gli sbagli fatti dagli artisti napoletani in passato poi hanno dato, come dire, hanno aperto la porta a tante mezze calzette. E Secondo vuoi me. dire che quando io sono andato via da Napoli Sì. ho dato la possibilità? Sì. No, secondo me la possibilità l'ha presa. Innanzitutto io non sono andato via da Napoli perché ero uno che non poteva dare possibilità e poi hanno fatto ma cioè io sarei, se fosse così, sarei Frank Sinatra, Senti, cosa che Fiorellino, non sarò mai, sono senti, uno Fiorellino. piccolissimo. Chi se l'ha pigliato spazi di qualcun altro, se è Fiorellino, stato è perché se lo meritava. Io La gente non regala niente a Senti, nessuno. Fiorellino, io ho sentito molto la tua mancanza. Questo è un altro aspetto, che tu abbia sentito la mancanza della Questo mia è quello- musica, allora Questo, ci è quello, sto. che, no, questo Però- è quello che volevo dirti prima. Io- Io ho sentito moltissimo la tua E mancanza. questo lo apprezzo, questo mi Lo fa so. piacere saperlo. E come però, me, tantissimi altri. però io non è che non ho inciso altre No, cose. no, tu hai inciso, però io ho sentito la mancanza di un certo Gianni Fiorellino. Lo so, lo sentivo pure io negli che ultimi tempi. quando canta in napoletano è Gianni Fiorellino che io voglio sentire. È un po' come Franco Ricciardi con Promesse e poi adesso con le ultime produzioni. È come Sì, se però- fossero due uomini totalmente diversi, no? Però lì c'è una sorta di evoluzione. No. E perché no? È perché o favole o Sì. gli amori finiscono, o gli amori Sì. sono in noi e ne evoluzione stessi. Solo che la mia è sempre stata la stessa canzone, ma in italiano. Però no? sai cos'è? Identica e precisa. Ok. Cambiava il linguaggio. Beh, ma il mondo era quello. Sì. Di Ricciardi sono proprio due Allora, mondi però totalmente. cambiava- Treno, mi porto lontano, ma ci ma nessuna. Però A me mi perdonami. piace, però non c'è il niente. Tumba, ciunga, tac, ciumba, Però perdonami. Due cose diverse. Allora, è un fatto di linguaggio. Giusto o sbaglio? No, però è un fatto di linguaggio sicuramente, ma è anche un fatto di colore. Cioè, quando tu canti in napoletano, quando certi cantanti di talento cantano in napoletano, sono un'altra cosa rispetto a quando Sì, cantano ma in non c'è italiano. proprio dubbio. No, recuperano tutta l'identità
un'identità che è la loro identità, ma è anche l'identità di chi vuole ascoltare quelle canzoni lì. Però io ti prego di andare, se c'hai internet, questo non è collegato all'audio, è collegato all'audio. Sì, che cosa vai su devo... YouTube. Vai su YouTube. Sì, cosa devo... Vai, tanto questa trasmissione è bella perché mi fai divertire. Sì, ecco, dimmi YouTube. Tu cosa devo cercare però. YouTube, metti YouTube allora, intanto. Eccoci qua. No, scusate un po' di tempo, ho sbagliato io, un po' di tempo morto. Sei YouTube? No, perché è morto? Vi sto preparando una sorpresa. Tanto comincio a stare bene con queste luci spente. Che devo cercare? Fai qua, Gianni Fiorellino. Allora, Gianni Fiorellino. Dattilograficamente come sei messo? Insomma, se la cava. Forte, allora, Gianni Fiorellino, poi? Over? Sì, over. Sopra? Sì. Joyed. Ma non ci posso credere, mi stai facendo cercare Overjoyed di Stevie Wonder? No, che io ho cantato qua in questo festival all'altra parte del mondo, cioè in Lettonia. Aspetta, fammi soltanto vedere se ho spento, insomma, se ho bloccato tutto dall'altra parte, così... Ma Overjoyed è la canzone... che vinsi a questo festival, 16 paesi del mondo, rappresentavo l'Italia e vinsi. Sì. Questa era una delle 3 canzoni che dovetti cantare. Alza un po' il cursore, senti cosa, fammi sentire cosa... È un riadattamento mio. Senti. Over time, I've been building my castle of love, just for two. Though you never know you when my rings down. Too far for you not to say that I've got to throw my castle away. Oh, the dreams are a beacon of perfect come true. Gianni Fiorellino d'Italia. Gianni, он уже знает по-русски. Ты знаешь, это для меня первое место. Thank you. In my heart, to my family, for you and to my producer Rolando D'Angelo e Portugal. Thank you. Да, это не все. Еще здесь есть приз. Я слышал, что это приз Allora, questo cercavo di fare quando non avevo il tempo di incidere Grande amore mio. Sì, ma tutto a posto. No, nel senso, ho cercato di fare cosa? Di mettermi una maglietta Emporio Armani e andare all'estero a portare l'italianità. È tutto a posto. Dicendo. Però fammi dire una cosa, allora cercatela, perché a questo punto quindi non avete visto, avete ascoltato solo l'audio. Questa è una canzone di Stevie Wonder. Vuoi sentire l'altra parte finale? Perché continui? Hai voglia, alza un po', maestro. Alza un po', scusa. Questa nel blu dipinto di blu e tuo fa l'americano. E tu fa l'americano. Allora, però io devo dirti una cosa, io sarò antico, però sempre restando su YouTube, scusate il tempo morto qua, insomma il tempo di ricerca, speriamo che sia questa, io sarò antico, ma che già fa, alza un po' il cursore, speriamo che non parta la pubblicità, perché qua con YouTube non si sa mai.